Difficile parlare di una semplice partita di calcio quando fatti come quelli di domenica scorsa ti riportano alla realtà e ti attanagliano alla gola creando quel nodo che a stento ti fa respirare e che a sciogliersi ci metterà un po'. Comincia così San Cipriano Ponte Decimo, partita di cartello della prima categoria Girone C, col saluto a Gabriele Gravante, giovane promessa arbitrale che ci ha lasciato davvero troppo presto. A Simone Ferretti di Genova, il duro compito di dirigere questa partita che inizia nel segno dei padroni di casa perché al minuto 5 è Rossetti a divorarsi quello che sarebbe potuto essere il vantaggio lampo dei padroni di casa. Gara che sonnecchia fino al 25esimo, poi Duman entra in area dalla destra a fermarlo, un presunto tocco di mano in aria per il fischietto genovese, si può e si deve continuare. Le proteste del San Cipriano durano però solo lo spazio di pochi secondi perché Rizquai accende la lampadina e viene steso nei 16 metri dopo un numero d'altissima scuola. Questa volta non c'è dubbio, si va dal dischetto, è lo stesso numero 10 a realizzare chirurgicamente il gol del meritato vantaggio locale. Il Ponte X infatti si vede solo in chiusura di frazione con questa paurosa mischia su calcio d'angolo che in qualche modo viene sbrogliata da Camilleri. Ben altro appeal quello degli ospiti nella ripresa filmata e montata da Didi Orlandi, perché già al quarto minuto Rebora si trova tu per tu con Camilleri. Il numero 9 incrocia troppo il diagonale di destro, sprecando un'occasione che definire clamorosa sarebbe addirittura un eufemismo. Il Ponte X adesso ci crede, il Sanci contiene e colpisce con cinismo da grande squadra. Minuto 21, Rizquai elude il fuorigioco imbeccato dalle retrovie. Il suggerimento a centroaria è quasi troppo facile per Barbieri, che sentitamente ringrazia e di fatto chiude la partita con una ventina di minuti d'anticipo. Anche se a dir la verità la reazione ospite c'è e si fa sentire nel suono del palo esterno corto dal nuovo entrato Santostasi. Dal possibile 2-1 al sigillo definitivo sulla gara ad apporlo è Nicolò Rossetti, sfruttando un cioccolatino di Barbieri arrivato ancora una volta dalla destra, lato tremendamente debole della difesa ospiti che perdono anche la testa, così come Ferretti forse perde il cartellino rosso che sarebbe dovuto essere estratto nei confronti di Sigismondi per questo intervento killer su Duman a centrocampo. Il San Cipriano vince e convince, continua il testa a testa con la Compesa, un duello questo destinato a durare fino alla fine del campionato.